Buongiorno a tutti, oggi siamo a Caroman, punta estrema di Pellestrina, isola di Pellestrina, dalla parte opposta agli Alberoni, ovvero al Lido di Venezia. Siamo dalla parte di Chioggia e siamo venuti a visitare questa colonia estiva del ventennio. E siamo in compagnia, ovviamente. Ecco qua i ragazzi di Padova. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi sono venuti in compagnia per variare, anche perché bisogna sempre evolversi. Dite sempre che sono un lupo solitario e che se muoio non c'è nessuno. Questa volta possono chiamare i soccorsi. Comunque, a parte gli scherzi, avete fino a poco fa sentito dei rumori perché ci sono dei lavori in corso, probabilmente al forte della Serenissima che c'è qui vicino, che visiteremo più tardi. Mentre quella che vedete lì con le colonne è l'ingresso principale della colonia, che però sono curioso di vedere se c'è anche un lato dalla parte opposta, al lato laguna, perché di là, che sto inquadrando adesso, c'è la laguna, mentre di là ci sono i murazzi e il mare. I murazzi sono stati costruiti dopo l'alluvione del 66. L'alluvione del 66 è tristemente famosa, oltre per aver invaso completamente Venezia con quasi 2 metri d'acqua, aver distrutto Firenze, anche per aver distrutto questa colonia che comunque è stata devastata nel 66 e poi ha chiuso i battenti definitivamente nel 1985. Quindi diciamo che è una storia, sono 20 anni. Anzi, scusatemi, 40 anni che qui non c'è più niente, è tutto finito. Quindi potete vedere, guardate anche la vegetazione qui, insomma. Poi, come dico spesso, non ci sono più le mezze stagioni, è una cosa banale, ma adesso è inverno, questi rovi dovrebbero essere morti. Invece non solo sono vivi i rovi, ma l'altro giorno in montagna c'erano i fiori che stavano fiorendo a febbraio. I fiori che fioriscono a febbraio non sono proprio normalissimi. Guardate qua che devastazione. Se qui si sono portati via o devastato lavandini, water, c'è un boiler arrugginito. Allora vi leggo qualche breve passo della storia della colonia Mater Dei delle suore canossiane, che è stata costruita negli anni 30 per volere del professor Alberto Graziani nell'oasi di Caroman, perché vi ricordo che questa, molta attenzione, è un'oasi protetta della Lipu, dove nidificano fratini e fraticelli. Pensate che qui c'era un pozzo artesiano profondo 200 metri e una splendida spiaggia riservata a chi occupava la colonia, che ospitava 300 bambini a turno da giugno a settembre. Pensate che fino al 1923 questa terra era invasa dalla palude e dalla malaria, quindi c'è stata, questa costruzione ha portato dei grossissimi vantaggi per questo luogo, che da luogo malarico è diventato un luogo sano, un luogo salubre, anche se purtroppo, come potete vedere, è tornato tutto nel totale abbandono, perché come sapete spesso gli edifici che sono stati costruiti durante il ventennio poi in parte sono stati abbandonati e come potete vedere questo è particolarmente grande, perché vedete si estende fino di là, fino alla laguna. Guardate qua, reti, sentite il rumore, l'acqua che cade dal soffitto, vedete le gocce. Guardate, qua si entra
Anche qui gocce che cadono dal soffitto. Materassi. Questa era una stanza singola probabilmente, lì c'era un lavandino o uno studio, vediamo se c'è qualche scritta. No, come sempre le scritte sono state tutte rimosse. Guardate qui, acqua che c'è. Io non voglio pensare com'è il piano di sopra. Il piano di sopra è invaso dall'acqua perché l'acqua che scende è veramente tanta. Comunque si sale di qua. Qui ci sono anche le scale per salire, ma sopra è pieno d'acqua. Tutti i soffitti, qui no, di là gocciolano, ma proprio gocciolano, senti proprio il rumore. E le scale sono qua dietro. Poi di là c'è una stradina che porta fino alla laguna e ci sono altri edifici qua dietro. Di là c'è la spiaggetta privata. E di là? Ma sulla laguna proprio? Sì, c'è un molo. Ah, anche sulla laguna, non sapevo, pensavo ci fosse solo quella sul mare. C'è un molo privato che d'estate consiglio di venire. Ma infatti ti dico, ci sono tanti posti così belli che pianifico di venirci con la famiglia in estate. Come il mulino ad acqua che ho visitato in Friuli, che aveva l'acqua, mamma mia, pazzesco. C'è da berla, la vedi, dici quest'acqua si beve, e probabilmente si può anche bere, probabilmente. Magari non lo fai perché dici vabbè ho la borraccia, però... In caso di necessità. Esatto, guardate i fiori, le violette, è normale le violette a febbraio? Io credo di no. Però dopo magari qualcuno mi dirà, qualche esperto, che è normale, le violette fioriscono a febbraio. Ormai. Ho la cucina. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Guardate muffa che ce l'ha. Allora, se questa è la cucina, quella di là è la sala da pranzo. Credo. Rispetto ad altre strutture ci sono ancora oggetti qua, Sì. frighi, banchi. No, infatti, perché sai cosa? Perché è un'isola, è difficile portarseli via probabilmente. Anche se conoscevo gente quando vivevo qua che in barca sarebbe venuta volentieri. Guardate qua, sto soffitto. Secondo me è anche a rischio crollo sto soffitto perché è troppa acqua. Questa era la mensa per forza. Voglio capire se c'è un altro piano sopra oppure no. No, allora qua non c'è un altro piano, c'è proprio il tetto. Però di là c'è un altro piano, infatti sono curioso di andarmi a vedere l'altro piano. Le scale, come dici che sono? Le scale sono senza parappetti, ma ne ho fatte di peggio. Se volete che aspettate che vado su io prima, vedete voi. Ti dico, a me non è assolutamente un problema. Sì, ovvio che se sento che si muovono le scale torno indietro, però le ho viste che sono in muratura belle, quindi... Ah dai, rischiamocela tutti insieme. La cosa più probabile purtroppo su sti posti, anche se non mi è mai successo, è che ti caschi qualcosa in testa. Perché i soffitti sono quello che sono. Alla miniera Torgola mi sono mangiato un po' di ferro. Sì? Io le scale perché... No, io voglio tornare alla miniera Alfredo e entrare nella galleria, quella dove usciva l'acqua. Se quest'estate smetterà di uscire acqua, perché con gli stivali normali non so se ci entri. serve quello integrale. Però io quelli integrali non li ho, non ho voglia più di spendere soldi. Perché non è che posso giustificare continuamente con mia moglie che mi compro 3.000 robe. Cioè, passione sì, però se guadagnassi come certi personaggi di cui parlavamo prima, allora potrei anche farlo, ma purtroppo sono anni luce sotto. Qua sono le scale. E qua sono tutti, guardate che roba, tutte le gocce che cadono. Ma tutto anche di là, anche le altre stanze. No, la roba, sapete la roba triste qual è? I marmi rotti. Portateli via.
Cioè, è brutto rubare, ma meglio rubare che rompere. Almeno ti porti via i marmi. Io una volta su un sanatorio nel Bresciano ho trovato due, non dico anziani, over 60, che si portavano via una pietra gigantesca, tipo marmo. Meglio così, piuttosto che resti lì abbandonata. Come quelli che si tolgono le piastrelle delle opere. Esatto, per fare i bagni. No, qualcuno mi ha scritto, mi fa non sai quanta gente si è fatta il bagno con quelle piastrelle rosse. Guardate che roba, vabbè, qua hanno rotto a martellate perché cioè, non è possibile, c'è troppa la devastazione. E poi ripeto, cioè che cavolo di divertimento è? Cioè, vista che la zona è dispersa, vieni qua di notte con una pistola, ti metti ti fai un mirino sul muro, spari, almeno ti diverti, ma rompere tutto che significato ha? Piastrelle azzurre che belle. Sì, ma infatti sì, fanno tanto anni 60, 50, però sono belle. E poi qua cambiano colore, che strano, qua diventano, lì sono azzurre, qua sono verdi e tornano azzurre dentro il bagno. E le avranno finite forse. Erano gli ultimi rimaturi. Queste sono belle, vedete, queste qua tipo stile veneziano. Esatto. Queste sono proprio belle che io credo che devi essere veramente bravo per toglierle. Eccola là la goccia sulla mano. Cioè, rendetevi conto di come è preso. Rendetevi conto della devastazione che c'è qui. C'è il muschio sul soffitto, il muschio. I lampadari sono marciti, perché con l'acqua che filtra sono marciti. Pensate che roba. Qua ci sono altre scale per scendere. Sì, provo a farle. Sono messe anche bene qua, ci sono i marmi quasi intatti. Vedete, qui i marmi sono intatti o quasi. Sì, infatti qualcuno ha provato, vedi là, a portarseli via. Sì. D'altronde il piastrellista è uno dei lavori più difficili. Se te le metti te le piastrelle e molli una biglia, vola da qualche parte sicuramente, non resta ferma. Potevano essere le camerate così grandi, perché vedo tutti sti letti. Cioè mi fa pensare un po' strano così grande una camerata. Forse una Sì, un'area comune sembra più. Forse le reti le hanno portate giù dopo. E lì c'è anche un murales, vediamo se è originale dell'epoca, perché sembra abbastanza particolare. No, magari dell'epoca forse no. Però non ci sono né svastiche né cose strane, quindi sembra una cosa naturale. Rachitico. Oh, abbiamo un poeta. Abbiamo un poeta. Sì. Adesso c'è anche la chiesetta. Molto 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 bella la chiesetta. Conviene forse andare dagli esterni, qua, se riusciamo qua. No, credo che ci sia un sentierino anche qua. Comunque molti mi dicevano la vegetazione vai sempre durante l'inverno, che si secca e marcisce. E non so. Qua è perenne. Sì, è una roba, sta diventando tutto sempre verde in Italia. Tranne il denaro, che quello è sempre... È sempre in rosso. Esatto, quello è sempre in rosso. Oh, la laguna.
La chiesetta mi ricorda quella del Lido, ha le stesse piastrelle. Qua è tutto bloccato. No, il bello è che dove non sono arrivati a danneggiare i disegni e gli affreschi sono ancora belli. Sì. Guarda la stellata che c'era là. Sì. Ma io dico, ma qua un albergo 5 stelle faceva schifo a farlo. Quando si poteva salvare, perché adesso cosa salvi? La chiesetta è l'unico edificio che puoi salvare. Cercando le informazioni sul forte ho visto che è all'asta a 800.000 euro, più o meno. Troppi. È adibibile a albergo e strutture ricettive. Secondo me 800.000 euro per quanto grande sono troppi. La gente non paga 800.000 euro. Esatto. Cioè io ho visto certe caserme che per disboscare dentro, sono stato in una caserma una volta, avevo letto sul giornale che disboscare la caserma, togliere tutto e portare via era costato 2,5 milioni, ma si parla di una caserma di tanti ettari. Però comunque qui ti costa, perché qui vengono in barca, qui non arrivano qui i camion, hai capito? Qui, quindi tutto è moltiplicato. Io abitavo al Lido, quando il latte costava, non so, parliamo in lire, 1500 lire a Mestre, il latte a Padova, al Lido costava 2000 lire. Costava tutto di più, il trasporto, poi molte volte era anche una scusa. Però comunque fatto sta che i prezzi erano esagerati. E le persone normali come mio padre a un certo punto ha detto basta e ci siamo trasferiti. Questi sono già più estremi. Sì, esatto. E qui avranno fatto una messa nera sicuramente. Sì, queste le togli, ma le togli con un piede di porco. Il problema è che ne devi usare due, uno a destra e uno a sinistra, perché se usi il piede di porco al centro la crepi a metà. Io vorrei andare a vedere il pontile. Eccolo là, di qua c'è la stradina. Sì, dopo mancano ancora pezzi da fare, però il pontile sulla laguna è top. Comunque qui hanno fatto qualcosa, perché qua è passato recentemente qualcosa. Infatti non mi sorprenderebbe se troviamo qualcosa Ah beh, è possibile. di lavoro. È che forse qui hanno portato della roba via dal forte, sono venuti qua per raggiungere la laguna. Che è comodo, sì. Può essere che, adesso vediamo, perché sono arrivati fino a qua. Rosso, Pietro, Cavalier Pietro, Benemerito, 1890, 87, 97, 1890, 1897 io leggo, però sono mezzo cieco. anche a me. Beh, qua c'è la spiaggetta perché vediamo le onde. No? Però secondo me c'è qualcuno che... Secondo me qua sono venuti a caricare qualcosa, mi viene da pensare. Sì. No, la roba brutta è che qua il mare la laguna butta su tutte le immondizie, ti trovi questa roba qua. Ci sarà qualche forma di vita? Capparosso. Ma io ho pescato per anni in laguna, quando abitavo al Lido pescavo di tutto.
con le reti, con le fiocine, pesca subacquea, con le canne, con le bilance. Io sempre solo a fondo. Ho fatto tutti i tipi di pesca possibile. Ecco, l'unica roba che non inquina è il legno, perché marcisce, anche la carta teoricamente. C'è un fazzoletto di carta, lo butti in acqua nel giro di pochi giorni e... sì, non è un buon motivo per buttarli in acqua. Però mi pare che una bottiglia di plastica ci metta secoli. E poi la roba brutta è che si diffondono le microplastiche. Infatti. Sì, è vero. Ma voi non siete, avete trovato chiuso qua l'altra volta? Ma io per rispetto non entrerei, però sai cosa, una decina di metri, giusto per capire cosa c'è, esatto. Li farei perché la curiosità è troppa. Secondo me sotto il terreno si cela qualche bunkerino. Sì, facile. Sì, ma sapete quante leggende metropolitane ho sentito ultimamente? Quella caserma missilistica, girano voci che ci sia un bunker sotterraneo che poi collega quella caserma ad un'altra caserma lontana 4-5 km. Più persone me l'hanno detto. Alla fine io conosco un VAM, se mi sente saluto Mirko. No, c'è qualcuno. Dove? Lì. Dove ci vivono? Sì. Quella è una cosa strana. Probabilmente sarà qualcosa di idraulico, sì. E alla fine il mio amico mi ha detto: guarda, conosco gente che ha prestato servizio nella caserma che doveva essere collegata con quella, e ti garantisco che non è vero. L'ho sentita anch'io, è una leggenda metropolitana. Però sai, alcune volte c'è bisogno. Esatto. Anche perché quando mi hanno detto ci dai una mano a trovarla, tu che hai agganci militari e roba, ho detto cavolo, sai, vai dentro un bunker che è stato murato alla fine della guerra fredda 35 anni fa e magari trovi dentro elmetti, che ne so, sicuramente non trovi dentro armi, però magari trovi dentro scatole di munizioni, che ne so. Cioè, già il video deve essere fighissimo farlo, e in più magari trovi anche qualche bel souvenir, perché salvo i proiettili roba che devi devi chiamare i carabinieri, per il resto. Infatti il prossimo acquisto è un metal detector. Mia moglie non vuole perché lei è originaria di Asiago da parte del nonno, e lì, di sua madre, e lì praticamente c'erano i recuperanti, quelli che andavano a picconare il ferro, e ogni tanto ne saltava qualcuno e qualche suo parente è saltato. Infatti ogni volta che siamo in montagna, quella volta che ho trovato la bomba in montagna, sono andato a pulirla da solo perché mi fa se salti in aria da solo. Non pensare di portarti i figli. Ah, non vogliamo andare a vedere, c'è un Deor che dà sul mare con... Sì, dai. Abbiamo passato che era quello. È più bello però vedere da dentro. Sì, forse vediamo se si entra. Sì, poi alla fine credo che entrare in tutti gli edifici non abbia neanche senso, perché alcuni penso che... Esatto. Cioè quelli che abbiamo fatto fino adesso erano probabilmente i più belli. Pio XII. Aspetta, vediamo la data. 1971, siamo due talpe. 1890-1971. Il che vuol dire che dopo il 66, che è stata distrutta, ha riaperto fino all'85 come avevo letto. 1971, il mio anno di nascita, tra l'altro. Queste sono veneziane, vero? No, queste non sono veneziane, però cioè, sono tanto ossidate, non riesco, perché qua c'è sale che vedi, sale di risalita, umidità di risalita. Mamma mia ragazzi, ma come si fa a rompere gli scalini così? Guarda, devono essere veramente bravi. Cioè bravi. Se vuoi rischiare, l'altra volta siamo saliti. Ma guarda, Ma non io di mio rischierei, però immagino che non c'è niente sopra, quindi andare sopra per inquadrare umidità e piastrelle rotte non vale neanche la pena.
Qui qualcuno si è fumato le sigarette elettroniche. Ci sono quei filtri, sai, quelli che si infilano dentro le macchinette. Sì. Che si arriva al Comunque io la cosa che voglio trovare più di tutte è il cadavere. È la roba che mi manca. Ho trovato la droga, mi mancano le armi e il cadavere. C'è un gatto? Al sanatorio di Roviglia ho trovato un gatto putrefatto. Mamma mia. Purtroppo. No, io qualche settimana fa, vicino a Cave del Predil, zona meravigliosa, ve lo garantisco, Cave del Predil, che è giù di Tarvisio, ho trovato un capriolo morto e sbranato probabilmente da lupi o da altri animali. Questa è una bici elettrica, quindi è abbastanza recente. Cioè, pensa a sto gazebo che figo che era. Io quando vedo sti posti qua, sai cosa mi viene in mente? Qua d'estate, Bravo, 11 di sera, figli a letto, o comunque figli in silenzio, esatto, un Baileys con un sigaro, mamma mia, tanta roba, poi con vista sulla laguna. I materassi, Esatto. per le comodità eccezionali. Mamma mia, ragazzi. No, sto gazebo ho visto adesso è in pietra, per quello è durato, perché se era in legno effettivamente. E vogliamo parlare del secchiello con le rotelle da mulino? Cioè questo alto artigianato. Mamma mia, ragazzi, che ragnatelle di merda. Questo deve essere stato un bar o qualcosa, ma... Però sti tubi così fanno pensare a un locale caldaie, che però non è un locale caldaie, perché ovviamente vanno nel muro. Questo rosso dove potrebbe essere? CP? Grey. Non riesco a capire neanche io cosa sia, onestamente. Beh, mi rivolgo a chi guarda il video, se sa cos'è, sui commenti è gradita una spiegazione. Sperando che qualcuno non dica, ma non lo riconosci, ma è ovvio, Ma è classico. è una parabola termonucleare, ne ho 12 a casa. L'altra volta ho chiesto identificazione di quella che era una polveriera. Avevo un sospetto, ma non ero sicuro perché aveva la gabbia di Faraday intorno. Ah, sì, ho vista. Oh, tutti gentili, ma almeno 10 mi hanno detto, ma non hai fatto il militare tu? E non è possibile che non l'hai vista, ragazzi. Io ho detto, le caserme di carabinieri non avevano la polveriera come le caserme militari, e io che ho visitato 200 caserme militari è la seconda che vedo, e la prima era a forma di supposta, quindi era una forma diversa. Quindi ragazzi, cioè, se chiedo è per, sì, insomma, voglio dire, domandare è lecito, rispondere cortesia, no? Si dice. Cioè, è come se uno mi postasse, avete visto il video che ho fatto, il quiz? Sì. Io l'ho fatto apposta, nessuno quasi sapeva rispondere, un paio hanno indovinato il dente di, sì esatto, di megalodonte. Ognuno ha le sue passioni, se io vi faccio domande sulle mie passioni, come ho dimostrato, pochi si riescono a starci. Molto bello il carbonio, minerale. Il titanio, Il titanio. quello l'ho comprato in Cina a €1. Anni fa che c'era eBay cinese che probabilmente aveva appena aperto, una decina, quindicina di anni fa, e ho comprato anche dei braccialetti a 1 centesimo, delle cavolate, non mi servivano, ma era un esperimento per vedere quanto ci mettevano dalla Cina. Un mese e mezzo. Sì, insomma, con €10 ho comprato 20 pacchetti, spedizione compresa. Hai misurato le radiazioni? No, Eventuali. non ancora. Però i braccialetti erano fighissimi perché erano in acciaio con la vite praticamente, cioè quindi tu avvitavi
e da una parte all'altra avevi la filettatura ed entrava dall'altra parte, e lo puoi usare per appendere cose pesanti come il cartello zona militare, per esempio l'ho appeso con quelle, perché sennò come cavolo lo appendi al muro? Sì, ci sono tanti modi, però non volevo fare buchi. Già odio fare i buchi sul muro, figurarsi se faccio i buchi su un cartello zona militare. Beh, diciamo che è quasi finita, ci sarebbe... La colonia è finita. Sì, su questo edificio qua sulla sinistra. Vediamo cosa c'è. Dopo direi che si può anche interrompere il mio video perché siamo a 31 minuti. Penso che la colonia si sia vista abbondantemente. Ecco, vedi, qui erano le scritte. Io le ho viste su una foto vecchia sotto le finestre. Vedi che c'è una riga. Sì. C'era la M di Mater Dei e la EI finale, c'erano 3 lettere sulla foto, qualcuno se le è probabilmente portate a casa o su per terra, infatti mi hai dato l'idea proprio di guardare, ma vabbè, ma sai come si portano via tutto, cioè le piastrelle che valgono soldi no, ma la M vuoi mettere la M, magari si chiamava Maria o Mario e se l'è portata a casa. Speriamo di riuscire a visitare anche il forte, va? Che non ci siano troppi lavori. Sento già un attenuato però. Sì, infatti è un po' più silenzioso negli ultimi minuti. Mamma mia. Un bordello di materassi. Fascisti TFO. Cosa vuol dire TFO? Volevano scrivere tifo forse. Devono comprare una vocale. Vabbè. Però vedi, alcuni murales sono anche belli. Cioè io apprezzo le cose belle, il problema è quel cretino che ha buttato la pittura sopra. Quello è proprio un cretino. Cioè poteva tirarla da un'altra parte. Ma da fuori no? Ah, eccolo qua. No, ho detto da fuori, è 2 piani questo edificio. Guardate, qua è non so se è granito, come cavolo si chiami sto minerale qua. Però qua, anche qua l'hanno rotto alla grande. Ah beh, all'epoca non risparmiavano come adesso. A parte che adesso si risparmia anche per riscaldare prima. Sapete quanti militari mi hanno detto che nelle caserme avevano la stufa a legna in corridoio, un corridoio per 300 persone, mamma mia. E una volta era meno 30 nelle caserme dove vado adesso è meno 2, meno 3, all'epoca era meno 30 perché negli anni 80 era veramente freddo. Io al massimo sono arrivato a una polveriera a meno 5 e ho messo i guanti, più che altro che dovevo anche accucciarmi e camminare a carponi. Alla miniera Porgola faceva freddo dentro. Sì, Sotto... veramente. Allora, signore e signori, noi 3 vi salutiamo. Qui ormai è finito, guardate, c'è un altro bellissimo murales qua. Me ne sono accorto adesso mentre vi salutavo. Stesso autore. Comunque, dalla colonia Mater Dei di Caromane è tutto. Buona giornata.